Armato di coltello, quarantenne fuori di sé, entra in un bar dopo una zuffa in strada e minaccia di morte la titolare. Momenti di altissima tensione a Mestre, l'uomo bloccato dalla polizia. A Marghera, dopo le recenti violenze contro un negoziante, cresce il panico con cittadini e commercianti che hanno deciso di scendere in strada per chiedere più sicurezza. Incendio scoppia in una camera al quinto piano, paura al Novotel di Mestre, fiamme e fumo costringono all'evacuazione dei 434 ospiti, 160 minorenni. A poche ore dallo sbarco in mare nelle acque del Mediterraneo centrale per soccorrere i migranti, la nuova nave umanitaria mediterranea è stata oggetto di pesanti minacce. Il racconto di Beppe Caccia. Domani a Roncade il lutto cittadino per i funerali del bimbo di 6 anni morto a Cavallino Treporti, un minuto di silenzio durante le esequie e bandiere a mezz'asta. La speedline di Santa Maria di Sale, il ministro Urso ha annunciato che prossimamente sarà lanciata la gara per la cessione del sito. Da giorni manca l'acqua nel cimitero di Malcontenta di Mira e chi va a trovare i propri cari è costretto a portarla da casa. I cittadini lanciano un appello al comune. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. In primo piano per questa edizione veneziana dei nostri telegiornali gli attimi di panico, di paura che si sono vissuti nel pomeriggio in un locale in centro a Mestre. Urla e paura in questo bar dove un cliente di 40 anni insanguinato, brandendo un coltello, ha minacciato di morte la titolare dopo una lite in strada. Siamo in Corso del Popolo, ci racconta tutto Anna Maria Parisi. Hai preso il coltello da noi, qua. Non so cosa succede con la mia moglie, ok? Fuori hai fatto casino. Quando viene da me, perché lui, la mano già con il sangue, ok? Racconta così, ancora sotto shock per la moglie, Qiu Xiaofang per tutti Fabio. Gira ripetutamente tra le mani il coltello rubato poco prima dal lavandino del suo bar, il Jolly di via Milano, da un cliente entrato nel locale con i vestiti già sporchi di sangue che gli colava anche dalla mano ferita, sporcando anche i tavolini all'esterno del bar. Il cliente, un quarantenne italiano, volto noto alle forze dell'ordine, eppure tra il quartiere. Qua, abita qua dentro, quella gente sempre fa un casino. Cliente noto anche per seminare zizzania, è entrato per minacciare di morte la moglie del titolare del bar, moglie che ora si trova sedata in ospedale a Mestre. Il fatto alle 14, tra il fuggi di chi era lì per bere un caffè, come questo cliente che ha chiesto l'anonimato. Il ragazzo era molto alterato, comunque ha cominciato a dire parole tipo: è un periodo che mi rompi le scatole, è un periodo che mi rompi le scatole, qua e là, guarda che torno, do fuoco a questo, sai, mi minacce. E dalle minacce il coltello, sventolato con furia, il sangue addosso al cliente reduce da una violenta lite poco prima in Corso del Popolo. Parrebbe per questioni di soldi legati allo spaccio di sostanze stupefacenti, con il quarantenne entrato quindi al bar incolpando la titolare cinese della sottrazione del suo cellulare. Ha cominciato a discutere con la signorina del banco, la barista. Tipo mi manca il telefonino, non c'è telefonino. Minuti interminabili di terrore, quelli vissuti dalla moglie di Qiu, che raccontava di aver avuto la sensazione il quarantenne potesse colpirla con il coltello da un momento all'altro. Solo il pronto intervento delle forze dell'ordine chiamate d'urgenza ha messo fine a quei momenti di paura. Adesso un attimo accompagnata un attimo all'ospedale adesso, perché sento paura, perché lui è diabete e mai succede così con il coltello. Disarmato e bloccato, il quarantenne è stato posto dagli agenti delle volanti in stato di fermo, con la sua bicicletta rimasta poco più là, chiusa con un lucchetto sul sagrato della chiesa di Altobello. Copione del tutto simile a Marghera, dove dopo le recenti violenze contro un negoziante della zona cresce il panico, con cittadini e commercianti che sono pronti a scendere in strada per chiedere maggiore sicurezza. Siamo abbandonati. Una parte che siamo commercianti, e allora vengono delinquenti a torturare noi, spaccare vetri,
e consumano in giro droga, vengono a lavare il nostro negozio. Se noi impediamo, spaccano, danno pugni sul vetro. Siamo abbandonati a noi stessi, dice esasperato Shirko Khan, cittadino di origine bengalese, nonché titolare di diverse attività commerciali tra Mestre e Marghera. Anche lui, insieme ad altri commercianti di varie etnie dell'area, al grido di basta violenza, basta paura, si è rivolto pure all'associazione multietnica antirazzismo. La decisione dopo l'ultima violenta aggressione sabato scorso ai danni di un giovane artigiano della comunità bengalese che ha fatto esplodere a Marghera rabbia, paura e frustrazione. Questa è la goccia che ha fatto traboccare il vaso, urla Shil. Noi siamo vittime di tutti. Allora noi adesso facciamo un appello anche all'associazione antirazzismo che venga a dare una mano a noi. Abbiamo anche scritto che vengono a dare una mano a noi. Questo sempre succede, sempre siamo vittime noi per gli scuri indiani, ecco. Insieme prenderanno parte a Marghera al corteo con cui la comunità chiederà a tutte le istituzioni competenti di garantire sicurezza e protezione per tutti i cittadini, senza distinzione di origine e colore della pelle. Sempre vittima noi siamo stranieri per gli scuri, ok? Noi siamo perseguitati da tutti. Quindi sempre chiama polizia. A Marghera non si parla più soltanto di reati, ma di vite quotidiane spezzate, di famiglie terrorizzate, di chi lavora onestamente e teme per la propria incolumità. Da tanti anni succede sempre così, non cambia niente mai. Delinquenti liberi, spazzatori liberi, vedete, è in pieno. L'appello alle istituzioni: non possiamo più restare in silenzio, fermiamo questa spirale di violenza prima che sia troppo tardi. Noi paghiamo tasse, facciamo attività regolarmente, mentre quelle che fanno attività abusiva casa a casa non fanno niente. Giornata di allarme e mobilitazione al nuovo hotel di Mestre per l'incendio divampato da una stanza al quinto piano. Alla fine sono state evacuate centinaia di persone. Abbiamo visto il fumo, sentito le sirene, il personale dell'hotel che ci diceva di uscire dalle nostre stanze. Abbiamo avuto paura. A raccontarlo una coppia di turisti polacchi che alloggiavano al nuovo hotel di via Ceccherini a Mestre, quando poco dopo mezzogiorno è divampato un incendio da una delle stanze al quinto piano su un edificio di 8. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco giunti da Mestre e Mira, che hanno circoscritto il rogo in breve tempo, ma il denso fumo che ha invaso gran parte della struttura ha costretto all'evacuazione. In quel momento erano 434 gli ospiti presenti, tra cui 160 minori, e alle 14 erano ancora tutti nella hall al pianterreno dell'albergo, tra divanetti e tavolini, in attesa di poter rientrare nelle loro stanze, seguiti dal personale dell'albergo che nel frattempo forniva loro acqua fresca, bibite e snack per farli sentire il più tranquilli possibile. Nessuno è rimasto ferito né ha avuto bisogno di ricorrere alle cure del pronto soccorso. Secondo una prima analisi, l'incendio di natura elettrica sarebbe stato causato dal probabile malfunzionamento della batteria di un power bank. E fiamme nella notte si sono registrate in un edificio abbandonato di via Rivago a Giussago di Portogruaro. Sul posto sono giunte le squadre del distaccamento di Portogruaro con un'autopompa e autobotte supportate dai colleghi di Latisane e Pordenone. Presenti anche i carabinieri di Portogruaro per i rilievi e la gestione della viabilità per consentire le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza. La strada provinciale 70 è stata temporaneamente chiusa al traffico. L'intervento si è concluso intorno alle 3 senza il coinvolgimento di persone né feriti. Maltempo e crollo termico in arrivo. La Protezione Civile regionale fa scattare l'allerta gialla su tutto il territorio del Veneto dalla mezzanotte di oggi a tutto venerdì per la perturbazione in arrivo da ovest che porterà precipitazioni da sparse a diffuse anche a carattere di rovescio temporale con possibili fenomeni localmente intensi e specie giovedì e in pianura quantitativi localmente anche abbondanti per forti rovesci ripetuti e in lento spostamento. Lo scenario sarà caratterizzato da fenomeni intensi e in rapida evoluzione. Voltiamo decisamente pagina. A poche ore dallo sbarco in mare nelle acque del Mediterraneo centrale per soccorrere i migranti, la nuova nave umanitaria mediterranea è stata oggetto di pesanti minacce. Il racconto dello stesso Beppe Caccia.
A poche ore dallo sbarco in mare nelle acque del Mediterraneo centrale, la nuova nave mediterranea, salpata per portare aiuto ai migranti, è stata subito oggetto di pesanti minacce e accerchiamenti da parte delle milizie libiche. Il racconto di quanto è successo all'alba per le reti media nord-est del veneziano Beppe Caccia, capo missione responsabile della missione, insieme al mestrino Luca Casarini, che dice: Erano infatti le prime ore del mattino di ieri quando la nostra nave, impegnata in attività di pattugliamento, di monitoraggio alla ricerca di imbarcazioni in difficoltà e persone in pericolo da soccorrere, è stata circondata prima da 5, poi da 8 gommoni veloci, RIB, militari di colore nero e grigio-verde. Ciascuno aveva a bordo almeno 6-7 persone, alcuni col passamontagna, e tutte pesantemente armate con pistole, fucili mitragliatori Kalashnikov. Si sono avvicinati alla nostra nave e alla radio hanno iniziato a ripetere ossessivamente "Go out of Libya, go out of Libya". Abbiamo fatto presente loro, per bocca del nostro comandante, che ci trovavamo in acque internazionali. La nuova nave mediterranea di Mediterranean Saving Humans, allestita grazie anche alle donazioni di Papa Francesco, non arretra e continuerà la sua missione. E soprattutto abbiamo fatto presente loro che questo tipo di intimidazione mafiosa in acque internazionali non ci faceva paura e che avremmo continuato, come stiamo continuando mentre vi parlo, la nostra missione di ricerca e soccorso in mare. Del Caccia ci sono responsabilità anche del nostro governo, che dovrebbe rompere i rapporti con la Libia. Questo episodio è l'ennesima dimostrazione di come la cooperazione tra il nostro governo e le autorità libiche significhi soltanto sofferenza e morte. Noi siamo tornati in mare con la nostra nuova nave mediterranea, raddoppiando la nostra capacità di soccorso in mare, proprio per cercare di dare il nostro piccolo contributo alla fine di tutto questo, alla possibilità che le persone abbiano canali legali e sicuri per poter entrare in Europa. Il dolore e lo sgomento di Trieste per la morte in un incidente in moto a Jesolo della 22enne triestina Samantha Vitale, il ricordo straziante del papà e quello dell'amica e collega nel negozio Legami. Intanto si indaga per omicidio stradale. Così te ne sei andata, lasciandoci tutti a morire a nostra volta. Ora l'amore è una lama conficcata nella testa e non sarà più gioia senza quel tuo dolce sorriso beffardo. Comincia così il messaggio straziante affidato ai social da parte di papà Alessandro per la morte della 22enne Samantha Vitale. La giovane triestina ha perso la vita in un drammatico incidente stradale a Jesolo, dove si trovava in vacanza domenica sera. E il post prosegue: perché ti ho amata e per sempre proverò questo irrefrenabile desiderio di rivederti ancora, almeno una volta, che so non arriverà. Ci mancherai in un modo impossibile da scrivere. E davvero Samantha mancherà a tante persone che le volevano bene, a mamma, papà, ai 2 fratelli, al fidanzato che domenica sera seguiva su un'auto la moto sulla quale viaggiava Samantha, a un incrocio, l'impatto fatale con una 500 condotta da una dottoressa del vicino ospedale, illesa ma sotto shock, mentre alla guida del motociclo c'era un amico 34enne di Samantha, ferito ma non in pericolo di vita. Samantha Vitale viveva a Campi Elisi, lavorava nel negozio Legami, in pieno centro città. Era molto ben voluta dalle colleghe, con molte delle quali aveva stretto un rapporto d'amicizia. È il caso di Carlotta Forti, che ha lavorato nello stesso negozio per circa 1 anno e mezzo e che ha un bellissimo ricordo della ragazza solare e altruista. Io me la ricordo una ragazza comunque piena di vita, io la chiamavo la mia festaiola preferita. Era comunque una ragazza con tanta vita, era sempre felice, era contenta. Aveva sempre comunque voglia di festeggiare, di uscire. Ho proprio un bel ricordo di lei. Diciamo che era molto facile fare amicizia con lei perché era proprio solare. Sul tragico incidente è stato aperto un fascicolo e sono ora in corso accertamenti per omicidio stradale.
Resta in gravissime condizioni la 14enne originaria della Lombardia, colpita ieri pomeriggio da un malore in spiaggia ad Una Verde. La ragazzina si trova ricoverata in rianimazione all'ospedale Cafoncello di Treviso, dove è stata portata in elicottero dal nosocomio di San Donà di Piave, prima destinazione in seguito al soccorso lungo l'Arenile. Intanto Roncade e Cavallino Treporti si preparano per l'ultimo saluto a Carlo Panizzo, il bimbo di 6 anni morto sulla spiaggia di Cavallino Treporti. Alle 10 domani il funerale e il lutto cittadino a Roncade. Accanto al feretro i suoi giochi, quelli che il piccolo Carlo amava tanto, la bici, il pallone, un suo disegno. In paese il silenzio, le lacrime di un giorno che pesa come un macigno. Alle 10 l'ultimo saluto e l'abbraccio immenso di 2 comunità, Roncade e Cavallino Treporti, al piccolo Carlo, morto a 6 anni annegato nel mare lo scorso 11 agosto. Una giornata di dolore. Dalle 10 alle 11:30, in concomitanza con lo svolgimento delle esequie, è stata disposta l'esposizione delle bandiere a mezz'asta nelle sedi comunali e in tutti gli edifici pubblici. Ci sarà un paese intero, tanti cittadini a salutare questo piccolo inghiottito dalle onde in un giorno che avrebbe dovuto essere di festa e allegria. Lo strazio di mamma Dana, il dolore di papà Fabio nelle parole scritte in quell'epigrafe dove a risaltare il sorriso di Carlo che riempie il cuore e allo stesso tempo lo spezza. Un piccolo angelo strappato troppo presto all'amore dei genitori. A lui la famiglia ha dedicato parole piene di amore. Nei giorni della disperazione, piccolo angelo, il tuo amore riempie ancora i nostri cuori. Manterremo la promessa di vivere con gioia, sapendo di averti sempre al nostro fianco e sicuri che un giorno ci ritroveremo, pronti a farci ancora tante coccole insieme. Il comune di Roncade è stato sommerso dai messaggi che tante persone hanno voluto far arrivare alla famiglia del piccolo e al fratellino. Alle 10 domani, nella chiesa di Roncade, l'ultimo abbraccio dei genitori, dei familiari e dei piccoli amici di Carlo che hanno giocato e riso con lui. E si svolgeranno con ogni probabilità domenica 24 a Mestre i funerali di Mia Sabad, il bimbo di 11 anni morto annegato nel lago di Molveno giovedì scorso. Ancora da decidersi se l'omelia, che si svolgerà con rito musulmano, si terrà in una delle moschee della città o, considerato il previsto enorme afflusso di gente, si opterà per accogliere la comunità all'aperto in uno dei parchi cittadini. Non è escluso la scelta in questo caso possa ricadere tra il parco Altobello o quello di via Piraghetto, visto che la famiglia vive proprio nei pressi. Dopo la funzione la salma dell'11enne prenderà il volo verso il Bangladesh, dove lo attendono nonni, zii, cugine e il resto della famiglia per la sepoltura nella sua regione nativa a Bairab. La cronaca sindacale, l'avvertenza Speedline, il ministro Adolfo Urso ha annunciato che prossimamente sarà lanciata la gara per la cessione del sito di Santa Maria di Sala. Nelle prossime settimane, sotto la supervisione del Ministero, i commissari lanceranno la gara internazionale per la cessione del compendio aziendale di Santa Maria di Sala, che oggi conta 250 addetti e un fatturato di oltre 21 milioni di euro. È la risposta del Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso a un'interrogazione sulla situazione della Speedline, che nonostante la crisi, in gran parte autoindotta, conta su un budget che prevede 157.000 ruote vendute nel 2025, con una riduzione delle perdite del 59% nel primo semestre dell'anno. In questo quadro, secondo Urso, l'azienda rappresenta ancora oggi un patrimonio di eccellenza della filiera italiana della componentistica e possiede tutte le caratteristiche per risultare attrattiva agli occhi dei futuri investitori. E per questo, continua, come Ministero auspichiamo manifestazioni di interesse da parte di investitori industriali, con un piano credibile per valorizzare il potenziale del marchio e rilanciare lo stabilimento, con il contestuale incremento delle capacità produttive dei livelli occupazionali. In presenza di piani affidabili, il governo non farà mancare il proprio sostegno, mettendo in campo tutti gli strumenti e le risorse disponibili. Da Santa Maria di Sala a Malcontenta, dove da giorni manca l'acqua al cimitero e chi va a trovare i propri cari è costretto a portarsela da casa. I cittadini lanciano così un appello al comune. Ci racconta tutto Ilaria Marchiori. Io vado da mio figlio 3 volte al giorno in cimitero a portare i fiori, sono costretta a cambiarli ogni 2 o 3 giorni e questo non è giusto. Stamattina c'erano anche i ragazzi che pulivano le tombe
e non c'era acqua. Da giorni chi va a trovare i propri cari nel cimitero di Malcontenta di Mira si deve scontrare con la mancanza d'acqua sia per i fiori che per i servizi igienici e i familiari dei defunti, spesso anziani, sono costretti a portarla da casa, come racconta la signora Viola. Bisogna sempre cambiare l'acqua, me la devo portare da casa come altre signore che vedo arrivare al mattino, persone anziane al mattino in bicicletta che vengono con le taniche dell'acqua, e questo non è giusto, perché penso sia una correttezza da parte del comune a provvedere, perché non penso che ci voglia tanto. Voi avete provato a chiedere al comune che cosa sta succedendo? Io ho chiesto anche stamattina che c'erano i ragazzi che pulivano, quelli delle erbe che pulivano le tombe, non avevano neanche l'acqua per sciacquarsi le mani o per bere un bicchiere d'acqua, e senza pensare cosa c'è nei bagni. Oltretutto che ci sono persone anziane che hanno bisogno. Interpellato, l'assessore comunale ai lavori pubblici Stefano Lorenzin ha fatto sapere che a causa di un'ingente perdita sono stati costretti a chiudere il servizio idrico e che si sta cercando una ditta che intervenga quanto prima per trovare l'origine e intervenire. Il problema dovrebbe risolversi entro una decina di giorni, ha fatto sapere. Ma non è la prima volta che in questo cimitero si verificano disagi, fa presente il consigliere di opposizione Paolo Lucarda. La caduta di lapidi della quinta e sesta fila, che per fortuna non hanno ferito nessuno, però sicuramente se andavano ad interagire con qualche persona succedeva un guai grossi. Un altro fatto poi, che sempre la signora qui Viola è stata anche protagonista, è inciampata su delle mattonelle all'ingresso che erano un po' sconnesse, e si è fatta anche male perché è andata anche all'ospedale. E lì ho anche lì segnalato il fatto, ma non una volta, anche a mezzo stampa, 5, 6, 10 volte. Sono passati forse 3 anni. Dopo 3 anni sono intervenuti a sistemarle. Credo che non ci sia un buon senso da parte di chi amministra. Questi luoghi devono essere controllati, vigilati e manutentati come fosse la propria casa. Quindi lancio un appello all'amministrazione, come sempre ho fatto: cercate di avere più amore dei cimiteri, che sono un luogo che va rispettato. Lo sport, il calcio, test amichevole e gemellaggio internazionale per il Venezia. Lorenzo Maier. Ferragosto di fatiche sportive, ma anche di tanta gioia e amicizia, correndo dietro ad un pallone da calcio. Al campo sportivo Jacopo Reggio delle Teleperse a Lido di Venezia si è disputata una partita amichevole molto attesa. In Laguna è arrivata niente meno la squadra degli Old Boys Canada, ospiti dei veterani Serenissima capitanati dal mitico Amedeo Noguera. Per la prima volta una sfida addirittura intercontinentale. E adesso abbiamo proprio questa occasione, che penso sia unica per il Lido, avere il Canada a giocare questa fantastica kermesse intercontinentale. Ecco, spero che tutti siano contenti di questo grande evento. Un bel momento di calcio, perché si è giocato a calcio, ma soprattutto un bel momento di terzo tempo, ovvero si mangia, si beve, si sta insieme, si scopre, si racconta Venezia a queste persone che sono venute oggi a giocare qua, ma anche insomma ci si conosce in maniera reciproca. Per tutti è stata una bella giornata di sport, conclusa dalle premiazioni, scambio dei gagliardetti anche della città di Venezia e un pranzo conviviale tutti insieme. Sul campo la partita si è conclusa 9-2 per i padroni di casa, ma mai come in questa occasione tutti sono risultati vincitori allo stesso modo. Presente alla giornata anche il Comune di Venezia, la Municipalità del Lido Palestrina e alcuni dirigenti del Nettuno Lido. Un'iniziativa molto bella che dimostra che ancora una volta lo sport è un mezzo per avvicinare le persone, per creare momenti di amicizia, di vicinanza, di conoscersi. Un gruppo di giocatori di calcio canadesi, siamo venuti qua per fare una partita di calcio e i veterani Serenissima ci hanno ospitato e non vediamo l'ora di condividere questa gioia di giocare insieme con voi. Sport, ma anche arte, così a Mestre. I supereroi dei cartoni animati che tutti noi abbiamo ammirato per le loro imprese possono avere anche dei tratti di umana fragilità, perché in fondo
anche tutti noi siamo un po' dei supereroi, affrontando nel migliore dei modi le piccole o grandi difficoltà quotidiane. L'importante quindi non è non cadere mai, ma rialzarsi quando si cade. È questo il potente messaggio che giunge attraverso l'arte. Della mostra Tutti noi siamo supereroi. Il percorso artistico vede esporre artisti affermati a giovani emergenti che presentano immagini, disegni e graffiti, utilizzando anche l'intelligenza artificiale, che fanno della palestra una galleria creativa aperta a tutti. La forza e la fragilità che rispecchia un po' il supereroe che è in ognuno di noi e quindi la performance, essere performanti per forza, cioè quello che richiede la nostra società attualmente. Questo è il mio pitbull contro la violenza sulle donne, è la t-shirt ma è anche l'opera d'arte, infatti di questo esiste proprio il quadro del mio pitbull con i guantoni. La mostra è visitabile gratuitamente ogni sabato dalle ore 15 alle 21, un'occasione di scoperta e cultura, anche per chi resta in città in questi caldi giorni di agosto. Ci siamo dati come obiettivo di vedere Mestre come la città futura dell'arte contemporanea. Vogliamo rendere la terraferma come il luogo dell'arte contemporanea. E da Venezia è davvero tutto, subito dopo la sigla c'è il meteo. Buona serata.